troviamo a Caltrano, un comune in provincia di Vicenza. Siamo nella parte pedemontana a ridosso dell'altipiano di Asiago. Precisamente siamo in un torrente che si chiama Val Grande. Ciao René, Ciao, allora avete ciao. finito i lavori? Finito, ultimati. Bene, è venuta fuori una gran bella cosa. Un bel lavoro, difficile, un po' particolare, ma insomma abbiamo fatto bene, dai. Mi Abbastanza. ricordo che qua c'erano dei rovi alti almeno 4 metri. 4 metri. È sì. una cosa impressionante. Impressionante. E d'altra parte qui la vegetazione cresce in maniera incredibile perché è molto umido. Certo. E poi è asciutto il torrente perché spesso e volentieri questo torrente è asciutto. Asciutto, sì. Perché i rovi crescono anche delle piante, guarda questa dove era cresciuta. Eccola qua. Incredibile. E purtroppo abbiamo dovuto tagliarla, anche questo è vero. Certo, e sicuramente fanno dei danni perché poi, essendo un lavoro a secco così, diciamo le radici provocano un'entrata con le radici e Certo, i guarda, sassi anche questi si massi spostano. possono muoversi Certo. indubbiamente, poi quando il problema di questi torrenti è che quando comincia a piovere fanno quelle bombe d'acqua e portano via tutto quello che trovano, figuriamoci tutta questa vegetazione qua sarebbe stata spazzata via e sarebbe finita laggiù in quel ponte Provocando praticamente. dei danni. Ah, sì.